Io non ci credevo che a 67 anni Napoli si sarebbe smobilitata per me, onestamente. Non lo sapevo. Dicono sempre 40 anni, ma io ho iniziato nel 72, ma quanti anni sono? Quindi così, ma chi dei conta? 52 anni. E ho fatto 6 Sanremo, mi sembra. Vado a Brebone in Coppa Internet perché mi ricordo manca. E sono stato un cantante napoletano da sempre e lo voglio essere per tutta la vita, perché essere un cantante napoletano è un privilegio, non è una cosa così. Mi sono preso tutti i pugni, cazzotti, schiaffi, tutte le cose che si erano pigliate, tutti questi guadagni orologi, e che io voglio bene tantissimo, perché loro dovranno continuare una storia forse più facile, perché la Napoli che ho conosciuto, la Napoli dove sono nato io negli anni 70, l'Italia era ancora più razzista. Io ero il terrone italiano, terrone. Ho cantato sempre napoletano, sono napoletano, voglio essere un cantante napoletano. E il sogno della mia vita era cantare nello stadio, allora si chiamava San Paolo, perché con mio nonno andavo sulle spalle su a vedere le partite del Napoli. Napoli, diciamo, certo con modo perdente, ma per lui sempre vincente, perché il Napoli in qualunque categoria sta è un Napoli, e per lui è sempre un scudetto, pure quando non vince. Durante tutti questi anni mi sono sentito sempre sotto esame, devo dire la verità. Sono contento di aver pagato per tutti questa cosa, però sono contento che oggi mi viene riconosciuta la professionalità, perché io pure che facevo 3 dischi all'anno ci mettevo l'anima, ci mettevo il cuore. Venivo giudicato all'epoca soltanto per il caschetto che avevo in testa. Sotto al caschetto nessuno ci andava mai a guardare. Ho avuto vari sdoganamenti, però mi sono sentito ancora oggi come uno che è stato sdoganato, però sta ancora a dogana che ci hanno ancora i documenti. Ho sentito più di 1000 volte questa parola sdoganamento, che secondo me fa schifo questa parola, deve fare schifo al mondo, perché noi siamo nati tutti quanti uguali. La prima persona che mi ha sdoganato non è stato Goffredo Fofi, che io amo e che voglio bene, ma si chiamava Miles Davis. E io quando mi hanno detto che Miles Davis aveva parlato di me, devo dire la verità, credevo che fosse un calciatore che aveva comprato il Napoli, il 13° calciatore, perché io non sapevo chi era Miles Davis. È venuto nel mio studio di registrazione il quinto Beatles, che si chiamava Billy Preston, ed era quello che fa da 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 da. È venuto da me e mi ha detto che a casa di Miles Davis, perché lui era molto io, si facevano le feste indiane, americane, africane, e si faceva la festa napoletana con le canzoni di Nino D'Angelo. Ci siamo affacciati a una finestra e tutta Torre del Greco stava in mezzo alla strada per me che cantava un matrimonio. E io c'avevo papà vicino che voleva che io non facevo il cantante. Gli ho detto, hai visto? No? Guarda qua, va. Poi si va a sentire a te, tutta sta gente non sei qua. Allora gli ho dato a mio padre una busta con i soldi che avevo preso quella sera ai matrimoni e ci ha detto, guarda, tu ti chiedo solo una cosa, gli ho detto, tu non sei il papà di Nino D'Angelo, tu sei il papà di Gaetano, perché Nino D'Angelo è della gente. E parlare così con una famiglia molto legata ai figli non era facile, però dove regna l'ignoranza, perché io sono figlio dell'ignoranza, regna qualche cosa di bello, perché forse a volte anche l'ignoranza porta ad essere buoni, no? Dove non c'è tanta cultura, ci sta la cultura del sentimento. A me non mi ha insegnato nessuno le cose buone come me le ha insegnate la mia famiglia, che non avevo mai letto un libro. Io sono figlio di una Napoli oggi vincente. Io devo dire che la mia Napoli oggi è vincente. Vedete Gioeliero, no? Gioeliero è un ragazzo che il papà avrà avuto la mia stessa vita. Ed è bellissimo vedere un ragazzo come Gioeliero
andare a Sanremo, venire qua e riempire il San Paolo 3 giorni, è una cosa meravigliosa per me, perché Joel non è mio figlio, è mio nipote. Cioè io posso essere un nonno di Joel, non un padre, perché sono un padre, no, io posso essere un nonno. E sono molto felice di questa nuova canzone napoletana, io sono felice, certo, bisogna lavorarci, Napoli deve approfittare di questo. Cioè, la canzone napoletana sta diventando di nuovo fortissima, non che non lo era più prima, però da quando è finito il Festival di Napoli, diciamo Napoli è stata abbandonata a se stessa, lottiamo per questo, aiutateci a far tornare a Napoli il Festival di Napoli.